Eder. Mek. Pallister. Liliana Resinovic, le rivelazioni di Claudio Sterpin. Visintin sapeva tutto. Ora deve dire la verità. Nel giorno in cui si è finalmente svolto l'incidente probatorio, con il conferimento dell'incarico ai periti per analisi genetiche, merceologiche e attiloscopiche sui reperti legati alla morte di Liliana Resinovic, Claudio Sterpin è tornato a parlare. E lo ha fatto con dichiarazioni forti, destinate a riaccendere i riflettori su una vicenda che continua a scuotere Trieste e l'Italia intera. Sebastiano Visintin deve raccontare la verità. Sapeva tutto di me e Liliana. Lei mi confidava presunte infedeltà coniugali e io ero il suo rifugio, ha detto l'ex maratoneta triestino, che da anni sostiene di aver avuto una relazione con la 63enne trovata morta il 5 gennaio 2022. Una relazione che, secondo lui, era pienamente consapevole e pianificata per diventare pubblica proprio nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa. Liliana non era più sposata da tempo, almeno da 5 o 6 anni, per come parlava della loro relazione. Lei mi raccontava tutto. Nell'ultimo anno avevamo già pianificato tutto. Il 16 dicembre sarebbe passato un anno dalla morte di mia moglie e dal 17 al 18 saremmo andati via da soli per un weekend. Al ritorno avrebbe raccontato tutto a tutti, parenti, amici, colleghi. Era il nostro progetto. Sterpin spiega così anche le sue prime esternazioni, fatte subito dopo il ritrovamento del corpo. All'inizio mi è sfuggito qualcosa, ma sono convinto che lei approvasse tutto ciò che ho detto. Finalmente anche lei ha avuto la sua parte di giustizia e notorietà, anche se l'ha pagata a carissimo prezzo. Secondo il suo racconto, Visintin non solo era a conoscenza del rapporto tra lui e Liliana, ma avrebbe anche esercitato una forma di controllo nei suoi confronti. Sebastiano la controllava, probabilmente anche al telefono, e racconta frottole da 3 anni e mezzo. La foto in cui io e Liliana siamo insieme lo dimostra, lui sapeva tutto da tempo. Sterpin ha anche parlato di una consuetudine particolare della coppia Resinovic-Visintin, quella di frequentare una spiaggia per nudisti nei pressi della costiera triestina. Andavano spesso a fare il bagno nudi in un tratto di litorale verso Monfalcone, una zona dove passano anche i carabinieri per i controlli. Liliana mi raccontava tutto con naturalezza. Nel racconto dell'ex atleta c'è anche spazio per un altro dettaglio. Liliana, pur volendo lasciare definitivamente Visintin, si stava occupando di trovargli una sistemazione alternativa. Lei stava cercando una casa più economica per lui, visto che l'appartamento in cui vivevano costava oltre 1.000 euro al mese. Non voleva semplicemente andarsene, voleva anche sistemare Sebastiano altrove. Non manca un riferimento a un presunto terzo uomo, di cui Sterpin parla solo marginalmente. C'era anche un farmacista, ma la storia con lui non era minimamente importante come la nostra. Secondo lui, la relazione con Liliana era pienamente ricostruita negli ultimi mesi del 2021. Dopo la morte di mia moglie, Liliana ha trovato la strada aperta. Per tutto il 2021 siamo tornati ad avere i rapporti di un tempo. Eravamo una coppia a tutti gli effetti. Ci comportavamo come marito e moglie. Poi, l'appello finale rivolto ancora una volta a Visintin. Spero che la verità venga fuori. Lui la conosce e dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Presto emergeranno troppe incongruenze. Intanto, nel pomeriggio, i periti nominati hanno ricevuto formalmente l'incarico di eseguire accertamenti tecnici su diversi reperti. Tra questi, il cordino trovato attorno al corpo di Liliana, peli e capelli rinvenuti sul cadavere, ma anche gli arponcini usati da Lili, la cui punta potrebbe contenere tracce significative. Parallelamente, i legali di Sebastiano Visintin hanno annunciato un ricorso in Cassazione contestando quanto stabilito dal Tribunale del riesame. Al centro della contestazione la presunta causa di morte per asfissia. Secondo la difesa, nella perizia non si evidenzia chiaramente l'intervento di terze persone. Per i suoi avvocati ci sarebbero evidenti discrepanze che meritano un ulteriore approfondimento a livello di legittimità. Tra rivelazioni intime, ricostruzioni dettagliate e scontri legali, il caso Resinovic resta una ferita aperta. Ma qualcosa oggi forse ha iniziato davvero a muoversi. Liliana è stata pestata e soffocata, però io non vedo Sebastiano dall'altra parte a fare queste cose. Quindi quale sarebbe secondo te il ruolo di Sebastiano? Di essere responsabile della sua fine, naturalmente. Come mandante sì, sicuro. Lili
doveva scomparire. L'unico che ha avuto un beneficio dalla morte di Liliana è Sebastiano. Lui si è preso il conto in banca, si è preso la reversibilità della pensione. Che cavolo vogliamo ancora? Io sono convinto che Liliana deve aver detto a Sebastiano che voleva andarsene da casa. Ha firmato la sua condanna a morte. Non c'è prova, è chiaro, perché è stato talmente tutto ben studiato prima, questa roba è premeditata. Aspettiamo che la procura faccia il suo lavoro, dopo ne riparliamo. E mi aspetto che cominci a venire fuori la verità. Però secondo Sebastiano presto tutti si scuseranno con lui. Se trova chi gli chiede scusa, beato lui. E se per caso Sebastiano non c'entrasse nulla? Allora non può essere altrimenti, non ci sono altre vie. La differenza tra me e Sebastiano è che lei aveva scelto me, è il motivo per il quale non c'è più. Lui sa tutto quello che è successo a Liliana. Sarebbe ora che in un rimorso, in un rigurgito di coscienza, votasse il sacco. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.